Silvia Iacuzzi e le eccellenze da Codroipo. Il secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicato alle realtà professionali e scientifiche voluto dal Comune di Codroipo con il vice sindaco e assessore alla cultura Ezzo Bozzini ha visto la giornalista del Ponte Silvia Iacuzzi impegnata a presentare due scienziati che abbiamo scoperto svolgono attività molto affascinanti nel mondo della ricerca, oltre che importanti per comprendere meglio il nostro pianeta. Ambienti ed eventi estremi, due ricercatori codroipesi tra terremoti e ghiacciai, Antonella Peresan, sismologa, ed Emanuele Forte, geologo, ambedue hanno saputo mantenere l'attenzione della platea presente con racconti e dettagli relativi alla loro attività, consentendoci di scoprire l'impegno e la passione profusa dai due concittadini nell'espletamento delle loro ricerche, siano nei laboratori del centro ricerca di Trieste o tra i ghiacci del Polo Sud. Ho chiesto loro di condensare il racconto della loro esperienza. Vivo a Codroipo da quando ero una bimba, mio padre è friulano mentre mia madre è molisana, quindi diciamo mi sono sempre sentita cittadina codroipese, ma in senso lato, ecco. Nel 76 ho sperimentato il terremoto del Friuli e questo in qualche modo ha anche condizionato poi quelle che sono state le mie scelte lavorative, perché ho percepito sempre in maniera forte questo pericolo, ma anche la curiosità per questo fenomeno, e soprattutto quello che mi ha affascinato mentre frequentavo il corso di fisica all'università è proprio questa grande sfida nel cercare di capire se il terremoto è un fenomeno prevedibile o meno. Perché noi pensiamo alle ricerche così avanzate sull'atomo, sulle strutture fini, però poi se pensiamo a quello che sappiamo della Terra e del suo interno, veramente molto poco. E quindi diciamo, ho sentito in maniera forte l'esigenza di approfondire, di affrontare questa sfida, che secondo me appunto è molto affascinante. Sono un geologo e mi occupo di geofisica. La geofisica è una scienza che studia il sottosuolo della Terra a diverse scale, con diversi strumenti e in maniera non invasiva, cioè senza provocare dei fori. Mi sono occupato di diversi ambiti. Noi geofisici siamo un po' come in ambito medico sono i radiologi, quindi diciamo studiano con diversi strumenti l'interno del corpo umano. Noi con strumenti in realtà molto simili a quelli della medicina studiamo il sottosuolo terrestre e le applicazioni vanno dall'archeologia all'ingegneria, all'individuazione di tubazioni, ma anche studi che riguardano aspetti ambientali, aspetti che riguardano il ghiaccio, che riguardano le dune, in diversissimi ambienti. Quindi mi capita molto di viaggiare, di andare in ambienti molto diversi, dove ovviamente dobbiamo registrare dei dati, e questa diciamo è la parte più così divertente del lavoro. La parte però vera e propria del lavoro inizia dopo davanti a un computer in un laboratorio, dove noi dobbiamo elaborare i dati e ricavare dai dati le informazioni per cui appunto li abbiamo acquisiti, e quindi dobbiamo cercare di scoprire che strutture ci sono, che oggetti ci sono. Ci è capitato di andare alla ricerca di bombe o mine sepolte, ci è capitato di andare alla ricerca di resti archeologici delle più diverse civiltà in giro per il mondo, e ultimamente mi è capitato anche di andare in Antartide per studiare i ghiacci e in particolare i collegamenti dei ghiacci rispetto ad aspetti paleoclimatici. Per il Ponte News, Marco Mascioni.